Vaillant tra ricordo e futuro. A meno di una settimana dal 50° anniversario del dramma si moltiplicano i momenti di riflessione sulla tragedia. Nei prossimi giorni sono in calendario importanti incontri istituzionali. Sabato, a Longarone, saliranno da tutta Italia i sindaci dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, impegnati tra il municipio e il cimitero delle vittime. Sempre sabato al cimitero di Fortogna renderanno omaggio alle 1910 vittime i rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Veneto e Friuli Venezia Giulia, che visiteranno i luoghi della tragedia. Lunedì il municipio di Longarone ospiterà una seduta del Consiglio regionale. Tutti i consiglieri veneti saliranno nel Bellunese per una riunione di riflessione e di commemorazione. Ma il Vaillant non può essere solo ricordo, solo passato. Bisogna guardare al futuro ed ecco raccolta, riveduta e corretta la proposta del ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, portare il Vaillant nelle scuole. È giusto a questo punto dare a ciascun alunno che vive e frequenta le scuole nel Veneto un DVD perché capisca e si faccia ragione della storia del Vaillant. Gli strumenti li abbiamo già, le produzioni le abbiamo già, si tratta di impiegare qualche soldino e dare a ciascun alunno delle scuole del Veneto un pezzettino di storia che è targato Vaillant. Ma la scuola non basta. Chi ha vissuto il Vaillant sa che tramandare la memoria e avvicinare i giovani è fondamentale, perché il dramma e l'insegnamento di questa tragedia non vadano persi. Così l'associazione Superstiti apre a chi ha solo sentito raccontare del Vaillant, cambiando il suo nome. Abbiamo deciso che per avere un'apertura e per avere una collaborazione e una sensibilità maggiore sul portare avanti la memoria dobbiamo togliere la parola superstiti. Pertanto ci chiameremo Associazione Vaillant il futuro della memoria e con questo vorremmo che anche le nostre testimonianze e il testimone della memoria possa passare alle nuove generazioni, ai nuovi longaronesi e alle nuove genti che ormai hanno ripopolato i luoghi distrutti dal Vaillant.